abbiamo un territorio che naturalmente si colloca come attrattivo. Abbiamo ancora una buona qualità della vita, questo sicuramente. Non è sorpreso Armando Sartori, presidente degli artigiani trevigiani, dai risultati dell'indice Territori Youth Friendly, che misurano la capacità di attrarre, trattenere e sostenere le nuove generazioni. 27 gli indicatori presi in considerazione, suddivisi in 4 dimensioni cruciali. Il Veneto si colloca al terzo posto con un indice superiore alla media nazionale del 17,4% e ai vertici per occupazione e dinamiche giovanili, ambito che riassume la capacità dei territori di offrire ai giovani opportunità lavorative di qualità, di contenere la platea di under 30 esclusi da percorsi di studio-lavoro e la proiezione demografica dei prossimi 25 anni della popolazione 25-34 anni. La Marca Trevigiana invece occupa il 14° posto per capacità di attrarre, trattenere e sostenere le nuove generazioni. C'è però ancora molto da fare, spiega Sartori, che sottolinea come i giovani siano spinti ad andarsene e a fare altrove nuove esperienze a causa dell'incertezza e soprattutto dei salari bassi. Dobbiamo sfruttare questi talenti che ancora abbiamo in tasca e cercare di continuare a far valere il nostro territorio e soprattutto di essere sempre più attrattivi per le nuove generazioni. Per creare un tessuto economico e quindi anche sociale positivo serve, rimarca Sartori, sostenere le imprese, ma chiarisce non con sussidi o incentivi, bensì avendo maggiori attenzioni a partire dalla scuola, università, ma prima ancora investendo sugli istituti professionali e tecnici. I nostri giovani formati adeguatamente arrivino nelle nostre imprese e quindi ben remunerati, e qui ci sarà da parlare, da dialogare, ben remunerati resteranno nel nostro territorio.